22% dei pazienti positivi al tampone del Covid-19 ha tra i 19 e i 50 anni. Gli adolescenti si considerano immortali, ma sbagliano, ci sono anche giovani in rianimazione, dicono nel mondo sanitario. Ci sono trentenni con problemi seri, pochi casi, ma ci sono, a dimostrazione che il virus coinvolge tutti, anche se le ripercussioni più gravi ricadono su chi ha le condizioni di salute già compromesse. Che cosa può fare di più il mondo sanitario? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Leoni, vicepresidente nazionale dell'Ordine dei Medici e presidente dell'Ordine di Venezia. È vero che stiamo navigando a vista in questo momento, che è un mare sconosciuto, che qualsiasi persona che occupa i posti di potere in questo momento farebbe gli stessi errori? È molto difficile vedere l'evoluzione del sistema, visto che adesso, come in questo momento, stiamo studiando gli effetti locali in Europa e in Italia in proporzione a quello che è successo in Cina. C'erano delle informazioni contrastanti per quanto riguarda l'evoluzione di questa patologia da coronavirus a livello del continente asiatico. Su questo ne ha parlato Burioni ancora il 14 febbraio a un congresso. Abbiamo i dati qui nazionali come tasso di contagio e tasso di mortalità. Su quello abbiamo la necessità di avere delle idee condivise e chiare per quanto riguarda la normativa regionale e naturalmente nazionale. È vero che ci sono stati dei cambiamenti repentini sulla base anche di quello che erano le informazioni su una patologia che noi alla fine non conosciamo, che è nuova e che incide profondamente su quello che sono i nostri comportamenti. Un grande appello a quello che è il senso civico di ognuno di noi nel rispettare quelle che sono le direttive, alla fine di riservare i posti nelle terapie intensive degli ospedali al minor numero di gente possibile. Ecco, perché... ma non sarebbe stato meglio preoccuparsi subito di potenziare la terapia intensiva? Certo, ma questo è un problema che deriva dal fatto che il sistema sanitario nazionale e regionale è stato tarato per lavorare sempre al massimo delle sue possibilità. Infatti i medici che mancano di più sono gli anestesisti e poi i medici anche del pronto soccorso, quelli che sono più sotto stress in questo periodo. Naturalmente è difficile fare accelerare un sistema che già gira al massimo delle sue possibilità. Bisogna avere dei laschi, cioè delle possibilità di azione, dando anche un numero di posti letto di operatori adeguati a supportare eventualmente le emergenze. Quello che è stato fatto in gran velocità adesso. Ma se i macchinari sono reperibili, le persone devono essere formate e questo è il problema più grosso in questo momento, che è sopperito dalla buona volontà e dalla qualità degli operatori che si sobbarcano turni di lavoro aggiuntivi, incuranti molte volte del pericolo anche personale e proprie famiglie, per portare a termine quello che è la loro professione.